regolamento del contributo d'accesso a Venezia per disciplinare i flussi turistici, veneti esentati, Brugnaro non sarà facile, Venezia fa da apripista. Notte di paura a Chioggia per un mercantile, battente bandiera del Belize a fuoco dopo il lavoro dei vigili del fuoco e guardia costiera, in corso le verifiche ambientali. Autonomia nel pomeriggio, in Viminale incontro tra il vice premier Salvini, il ministro Stefani e i governatori Zaia e Fontana. In settimana, dice Salvini, riceverò il documento di sintesi. E questa mattina il ministro Stefani è intervenuta in commissione bicamerale per le regioni. Il suo obiettivo, garantire l'equilibrio delle prestazioni di tutto il Paese. Il presidio contro le mafie di Domani Eraclea, inutile se mosso da fini politici del sindacato, parole del vice sindaco Graziano Teso, indagato dalla procura di Venezia. Gestivano un gruppo di squillo loro connazionali facendo da tramite con i clienti, adescati con annunci online, la casa del sesso scoperta in quartiere Piave, zona stazione. Il volo dell'Aquila di domenica prossima sarà il rapper Fedez a lanciarsi dal campanile di San Marco, con lui anche la campionessa olimpica Arianna Fontana. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia di Antenna 3, lo avete sentito, partiamo dall'approvazione del regolamento sulla cosiddetta tassa di sbarco a Venezia che è chiamata a regolamentare i flussi turistici in laguna. Veneti esentati, per il sindaco Brugnaro non sarà semplice, Venezia in questo farà da apripista. Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per il contributo di accesso al centro storico di Venezia. 22 voti favorevoli, 5 contrari. PD e Lista Casson non hanno preso parte al voto, mentre Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto hanno votato contro. Il contributo d'accesso entrerà in vigore dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione. Sarà alternativo all'imposta di soggiorno e avrà validità fino alla mezzanotte del giorno dell'accesso. È la prima volta che qualcuno osa fare qualcosa di così impattante rispetto comunque a un utilizzo di una città. Noi per primi ci rendiamo conto che sarà complicato e dovremo probabilmente modificare o migliorare norme che abbiamo in qualche modo inserito. Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica e il Governo e il Parlamento tutto per aver approvato questa norma che in qualche modo tenta di aiutare la città di Venezia ad affrontare questo delta di costo, questi grandissimi costi nella pulizia e nella gestione della città. Fino al 31 dicembre si è stabilito di fissare la misura del contributo con un'unica quota di 3 euro. C'è una fase sperimentale perché noi abbiamo approcciato, essendo questa una misura innovativa, abbiamo approcciata con molta umiltà e abbiamo stabilito una fase sperimentale da maggio al 31 dicembre e il contributo di accesso in città sarà per tutti i periodi di 3 euro. Sono esenti, cioè non pagano ovviamente i residenti del Comune di Venezia, i residenti in città metropolitana e i residenti della regione Veneto, essendo Venezia il capoluogo storico della nostra regione. Poi chiaramente non pagheranno i pendolari, i lavoratori, gli studenti e faremo in modo anche che fare in modo che paghino quelli che arrivano con i vettori. La cosa importante è anche che le strutture ricettive della Regione Veneto, applicando delle informazioni su quello che è sulla nostra campagna di sensibilizzazione e stipulando con il Comune delle convenzioni, potranno avere accesso a una riduzione del 50% del contributo d'accesso. Naturalmente non sono mancate anche le polemiche sui contenuti del regolamento da parte delle opposizioni in Consiglio Comunale e non solo. Il voto in Consiglio Comunale ha creato una spaccatura tra le opposizioni, in particolare sull'esenzione dei veneti dal tributo, visto che costituiscono una parte non trascurabile dei visitatori nel fine settimana. Lista Casson e 5 Stelle hanno chiesto che almeno il sabato e la domenica l'esenzione si fermasse alla città metropolitana, ma niente. L'esenzione veneta è stata blindata dal sindaco Brugnaro con un patto d'acciaio insieme al presidente della regione Luca Zaia.
Noi abbiamo sempre dichiarato di essere favorevoli al contributo d'accesso, perché è giusto che i turisti giornalieri contribuiscono al benessere di questa città, ai costi aggiuntivi che questa città ha, in particolare sulla tassa dei rifiuti. Altra cosa è poi come è stata fatta questo regolamento con le esenzioni che ci lasciano con l'amaro in bocca. Oltre a quella dei Veneti, noi abbiamo fatto una distinzione di fondo. Noi crediamo che Venezia deve essere gratuita per coloro che vivono la città, cioè la discriminante è: noi non vogliamo che Venezia sia un museo, questa è la differenza, quindi parenti, amici di residenti a Venezia è giusto che vengano senza pagare, perché contribuiscono a rendere viva questa città. Chi va negli studi professionali, il turista invece deve pagare, questa è la discriminante, altrimenti il contributo sarà pagato anche da parenti e amici che vengono a trovare il loro amico a Venezia e residendo con loro. Delusione quanto emerge dall'Associazione Iesolana degli Albergatori. Prevedere la tassa di sbarco anche per il territorio dell'ex provincia, commenta il presidente Alberto Maschio, significa creare le condizioni per perdere il turismo della bassa stagione. Non è concepibile arrivare a questo, continua. Sarebbe un duro colpo per la nostra economia, che già sta mostrando segni di sofferenza. Maschio ricorda inoltre che l'associazione sta ancora attendendo di incontrare il sindaco Brugnaro come chiesto più volte. Veniamo alla notte di paura che si è vissuta a Chioggia per una nave in fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all'alba, marinai fortunatamente in salvo, nessun ferito, nessun intossicato, ma certamente tanta preoccupazione. Notte di paura al porto di Chioggia, 6 km dal porto di Chioggia per l'esattezza, a bordo della nave mercantile La B, battente bandiera del Belize, per un grosso incendio divampato in sala macchine. Ad avere la meglio sulle fiamme i vigili del fuoco soltanto all'alba di oggi, con gli uomini del comando del posto e il supporto del distaccamento dei pompieri di Mestre e i sommozzatori di Vicenza. Oggi, dopo l'intervento, la nave strutturalmente avrebbe potuto riprendere nuovamente la rotta, danni a parte. L'allarme è partito alle 18 di ieri dalla Capitaneria di Porto, con il fuoco che ha costretto l'equipaggio a lasciare il mercantile fermo a 6 km dal porto. Si apprende che sia il locale motori e il locale caldaia. Rogo che, pur avendo costretto i marinai a lasciare la nave per ragioni di sicurezza, non ha provocato né feriti fortunatamente e né intossicati. Sì, non ha coinvolto l'incendio i cittadini di Chioggia, è successo a 3 miglia dalla costa e quindi sulla giurisdizione della Capitaneria di Porto. E se le stive hanno retto i focolai, ancora da chiarirne le cause al vaglio della Capitaneria di Porto, competente per le indagini dopo l'emergenza gestita dai vigili del fuoco. Apriamo la pagina sull'autonomia. C'è stato un incontro al Viminale tra il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, il ministro per gli affari regionali Erika Stefani e i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia. Salvini ha raccolto e accolto le richieste delle regioni, comprese quelle dell'Emilia Romagna di Stefano Bonaccini. Prendiamo atto che stiamo vivendo un momento storico, lo dimostrano le altre regioni che hanno avanzato richiesta di autonomia. Pensiamo a Liguria, Piemonte, Campania, Toscana, Umbria e Marche. È una richiesta di buona amministrazione e di spesa trasparente che si sta diffondendo in tutto il Paese, dice Salvini. Entro questa settimana il vice premier e ministro dell'interno riceverà un documento di sintesi finale, lo discuterà con il premier Giuseppe Conte e il vice premier Luigi Di Maio. Applicheremo quanto previsto dalla Costituzione, hanno spiegato Stefani e i governatori Fontana e Zaia. Intanto questa mattina proprio il ministro Stefani è intervenuta in commissione bicamerale per le regioni, ha parlato del ruolo del Parlamento nell'iter e ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di garantire l'equilibrio delle prestazioni di tutto il Paese. Audizione sull'autonomia questa mattina del ministro Erika Stefani, che per prima volta è intervenuta in commissione bicamerale per le regioni. Davanti a senatori e deputati il ministro ha illustrato l'iter finora intrapreso, ha spiegato come il concetto di regionalismo differenziato sia stato centrato in pieno nei dossier dati dalle regioni, che per ogni materia hanno presentato richieste diverse di autonomia in base al proprio territorio e alle esigenze di questo. Si è poi soffermata sulla parte finanziaria, spiegando come ci sia stato il superamento della spesa storica e l'introduzione dei costi standard.
standard. E ancora il ministro ha sottolineato come con questo percorso si sia costruita l'impalcatura dell'autonomia non solo per le regioni che l'hanno chiesta ora, ma anche per quelle che lo faranno in futuro. La Stefani ha poi voluto sottolineare un concetto. Io sono il ministro delle regioni, ma di tutte ovviamente le regioni, non di quelle solo che hanno richiesto l'attribuzione di ulteriori forme particolari di autonomia. E quindi il mio obiettivo è quello di salvaguardare l'equilibrio delle prestazioni in tutto il Paese, in un percorso relativo proprio all'applicazione del 116 terzo comma. Stefani, che ha anche spiegato in che termini venga stabilito il finanziamento delle dotazioni necessarie alle regioni richiedenti per l'esercizio delle funzioni, e ha sottolineato come, seppure trattative con i singoli ministeri sia avvenuta all'interno del governo, il tema centrale nelle modalità di approvazione dell'intesa sull'autonomia riguardi il rapporto con il Parlamento. È vero, la Costituzione semplicemente dice che la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata, e sarà quello che si pone quindi di fronte a noi, con quale modalità possa essere coinvolto il Parlamento nella formazione dell'atto, e magari anche prima che lo stesso sia sottoposto all'intesa. Intanto contro la Stefani si sono scagliati i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che sostengono che il ministro non farebbe squadra, non coinvolgerebbe in questo percorso i 5 Stelle e chiamano in causa le cosiddette commissioni paritetiche. Se le fonti dei 5 Stelle si riferiscono alle bozze d'intesa, l'eventuale commissione paritetica potrà essere costituita solo una volta approvata l'intesa dal Parlamento, replicano dal Ministero. E oggi proprio è tornato alla carica anche il governatore De Luca, che ha detto: Lega è ridiventata Nord per secessione, era un camuffamento politico presentarsi come movimento nazionale, così insomma il governatore della Campania, e quindi il dibattito a livello nazionale è ancora molto molto acceso. Cambiamo pagina. Il presidio contro le mafie di domani municipio a Eraclea, se mosso da fini politici e strumentali del sindacato, meglio che quest'ultimo si occupi dei veri problemi. Parole del vice sindaco di Eraclea Graziano Teso, indagato dalla procura dopo l'arresto per mafia del primo cittadino Mirko Mestre. No, la mafia appartiene a tutti. Abbiamo combattuto una mafia in tutte le sedi. Non c'è, noi la combattiamo quotidianamente, nel senso che con il lavoro amministrativo abbiamo modo di non permettere a nessuno di infettare. Commenta così Graziano Teso il presidio contro le mafie e la criminalità organizzata che si terrà tra poche ore ad Eraclea, proprio ai piedi del municipio. Dopo l'arresto per mafia del primo cittadino Mirko Mestre, ora nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo in Friuli, il vice sindaco indagato dalla procura antimafia, ecco cosa pensa della mobilitazione del sindacato di domani pomeriggio. Ci sentiamo di dire che rispetto a quello che abbiamo letto e alle verifiche fatte all'interno del palazzo non c'è nessuna connessione, corrusione con il mondo che viene dipinto. Quindi la notizia è che l'amministrazione è pulita, il palazzo è pulito, i lavoratori che lavorano qui dentro sono puliti. Quindi la procura si è sbagliata, è un'inchiesta errata? La procura sicuramente avrà fatto quello che ha ritenuto. Rispetto al legame istituzione-mafia sicuramente si è sbagliato. Scoperta intanto una casa del sesso di lusso in via Piave a Mestre, era gestita da 3 donne di origine cinese. I clienti arrivavano anche dall'estero e le prostitute erano pronte a soddisfarli anche a caro prezzo. Al vertice della casa del sesso scoperta in zona Piave a Mestre c'erano 3 donne cinesi di 42, 52 e 33 anni raggiunte da un provvedimento cautelare eseguito dai carabinieri. Sono accusate di sfruttamento della prostituzione nei confronti di loro giovani connazionali. Una è ai domiciliari con braccialetto elettronico, per le altre c'è l'obbligo di dimora e firma. Tutto è nato dagli accertamenti dei carabinieri del Norme e della compagnia locale a partire dal 2016 su un sito internet che pubblicizzava appuntamenti a Mestre con offerte di rapporti sessuali a pagamento, con tanto di numero di cellulare. Oltre all'appartamento mestrino ce n'erano altri a Piove di Sacco nel Padovano e fuori regione a Iesi, Ancona e Macerata. Le ordinanze sono state eseguite a Mestre, Scandiano, Reggio Emilia e Castelfranco Veneto nel Trevigiano. Il tariffario era variegato e si adattava a tutte le tasche, da 50 a 500 euro. Il cliente
faceva una telefonata e dall'altra parte rispondeva a turno una delle 3 sfruttatrici, che verificava l'attendibilità dell'interlocutore e concordava modalità, prezzo ed eventuali richieste particolari. Il secondo step era la telefonata diretta alla prostituta. Licenziati dalla società che gestisce il marchio Gucci in Italia perché avevano postato su un gruppo creato tra colleghi video goliardici che ritraevano anche i clienti. È accaduto un anno fa ad alcuni dipendenti del negozio veneziano di Calle Larga 22 marzo vicino a Piazza San Marco. Ora il Tribunale di Venezia sta annullando 1 a 1 i licenziamenti. Nelle 2 sentenze già depositate viene confermata quella che è ormai una giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i messaggi scambiati in una chat privata vanno considerati come la corrispondenza privata chiusa e inviolabile. Una prima commessa era già stata reintegrata un mese fa, mentre in questi giorni è arrivata la seconda sentenza. Ma a quanto pare la dipendente non avrebbe più intenzione di rientrare in quel negozio e ha chiesto l'indennità sostitutiva. Ancora da presto saranno reintegrate anche le altre dipendenti, mentre il direttore aveva già optato per una transazione con la società. Questa vicenda potrebbe tra l'altro costare proprio alla società non poco. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo davvero tra pochissimo. Di Antenna 3 Venezia, parliamo di legittima difesa perché su questo tema molto delicato slitta nuovamente la discussione in aula. Abbiamo sentito i cittadini, tra l'altro il Movimento 5 Stelle dichiara proprio in queste ore che ci sono altre priorità. È importante parlare di legittima difesa, visto i problemi che ci sono stati e tutto il resto. Comunque penso chi è al potere, che sta appunto legittimando questa legge, sia competente, spero, insomma, che faccia una cosa giusta, insomma. Vengo a casa sua, un ladro viene a casa mia di notte, cosa faccio? Io non gli sparo, io se ho la pistola gli sparo, a me non me ne importa niente. In questi momenti in cui viviamo è molto importante poter difendersi. Non tutti però la pensano nello stesso modo. Prima di discutere di legittima difesa bisognerebbe pensare ad altro, proprio come sostiene il Movimento 5 Stelle, che ha rinviato la discussione in aula. Non credo che sia una cosa da fare urgentemente, bisogna pensarci bene. Quindi lei è d'accordo con i 5 Stelle? Ma non è che sia d'accordo con i 5 Stelle, solo che non trovo che sia una cosa da fare d'urgenza. Premono di più le problematiche a livello economico di un paese che in questo momento è abbastanza messo male, isolati dall'Europa, isolati dal mondo, isolati a livello economico, stiamo prendendo delle decisioni sbagliatissime, tutti i dati macroeconomici sono a livelli assurdi e dicono che non mettono le mani al portafoglio, ma per quanto mi riguarda i miei risparmi in banca sono calati di moltissimo. Una legge per assistere le vittime di reati dal punto di vista legale, psicologico ed economico. La proposta in Regione arriva dal gruppo di Fratelli d'Italia. Troppo spesso la politica ha pensato a tutelare i diritti di chi dopo aver commesso un reato sconta la propria condanna in prigione. Poco invece è stato fatto per stare vicino alle vittime e alle loro famiglie. Da questa considerazione parte la proposta di legge regionale del consigliere di Fratelli d'Italia Massimo Giorgetti. Abbiamo deciso di attribuire a una figura già esistente nella nostra regione, che è il difensore dei diritti delle persone, dei minori e dei carcerati, attribuire, come dicevo, anche la funzione di garante dei diritti delle vittime, che quindi con l'approvazione di questa norma potranno trovare un punto di riferimento che possa informarle, sostenerle rispetto a quelli che sono i loro diritti e soprattutto quando questi vengono in qualche modo trascurati o addirittura violati. Il provvedimento prevede che il garante possa offrire assistenza gratuita per fornire informazioni sui tempi e i modi di presentare denuncia o querela, per ricevere assistenza psicologica, economica e legale. Può inoltre promuovere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale e avviare campagne e attività informative sul territorio.
Nel 2018 87.828 cittadini veneti hanno scelto di usufruire di una prestazione sanitaria negli orari serali e nei giorni prefestivi e festivi. Si tratta dell'offerta unica in Italia avviata dalla Regione Veneto e denominata Ospedali aperti di notte, che amplia gli orari delle prestazioni negli ospedali. La cifra inedita fa da sfondo all'annuncio dato dal Presidente della Regione Luca Zaia di un'evoluzione di questa operazione con una nuova programmazione ancora più innovativa e performante che vareremo entro qualche settimana. Ha detto: abbiamo deciso di fare nuovi passi in avanti apportando miglioramenti e novità a questa strategia. Puntiamo ad andare incontro al cittadino sempre di più anche dal punto di vista logistico, oltre che da quello fondamentale delle liste d'attesa. E ora il Carnevale di Venezia con il volo dell'Aquila di domenica. Sarà il rapper Fedez a lanciarsi dal campanile di San Marco, con lui anche la campionessa olimpica Arianna Fontana. Fedez in volo dal campanile di San Marco. Domenica prossima, 3 marzo, sarà lui a spiccare il volo come l'Aquila del Carnevale di Venezia. A fargli compagnia dalle 11 la campionessa olimpica Arianna Fontana. Planeranno insieme sulle oltre 23.000 persone previste in piazza. Il volo della campionessa è letto come un chiaro messaggio a sostegno della promozione della candidatura di Milano Cortina dei Giochi Olimpici Invernali 2026. La planata del rapper, ovviamente un volo social, considerati gli oltre 7,5 milioni di follower. In laguna, accompagnato dalla moglie influencer Chiara Ferragni, presenzierà anche lei da protagonista, ma stavolta un po' defilata tra le maschere del carnevale veneziano. Subito dopo i nostri telegiornali a 20:10 parleremo di banche. In studio ospite l'avvocato Paolo Quaggetto. È tutto per questa edizione veneziana del nostro telegiornale. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione non molla la presa, bel tempo ancora protagonista. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Sarà dunque ampiamente soleggiato su tutte le province e il cielo sarà sereno ovunque. Temperature molto miti, minime comprese tra 2 e 5 gradi, valori massimi tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime comprese tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti tra 14 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi quasi primaverili intorno ai 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.